Pugioni, Panayotopoulos e Pugioni, poi all'esterno anche Katsantonis, Panayotopoulos e Pugioni, Pugioni, sì, 20:44, è un grande tempo, finalmente si gara molto equilibrata questa, senza il grande nome, ma con una serie di nomi medi tra greci, ciprioti e uno spagnolo, ed anche Giovanni Maria Pugioni, lo vediamo. Gianni è stato frazionista della staffetta a 4% che ha vinto la medaglia di bronzo per l'Italia ai mondiali nel 95. Adesso Prodromos Katsantonis e poi Jordi Mayoral, catalano, che è stato eliminato nei quarti di finale di Atlanta ai Giochi Olimpici. Christophe Cheval in corsia 1, un francese. Gianni Pugioni cerca di giocarsi la sua carta lo scorso anno a Nuoro in finale di stagione, è migliorato a 20,58, lui che era già stato finalista ai campionati europei del 90. Christophe Cheval, Francia, corsia 1. Ninos Markoulides è stato semifinalista nei 100 ai Giochi Olimpici, è un po' più duecentista forse, ma alle Olimpiadi andò meglio, ha un primato di 20,46, in teoria sarebbe lui il favorito. Giorgos Panayotopoulos è in corsia 3, greco. Alexandros Terzian è al ritorno dopo un infortunio, questo atleta che è stato settimo ai campionati europei, ma sui 100 nel 94. Corsia vuota, quella 6 di Carlo Chiena, poi Prodromos Katsantonis e Jordi a seconda catalano o castigliano. Mayoral. Partenza buona di Prodromos Katsantonis, si muove bene anche Pugioni, due corsie all'interno anche Panayotopoulos e Pugioni, mentre molto lento è stato Ninos Markoulides. Panayotopoulos e Pugioni, poi all'esterno anche Katsantonis, Panayotopoulos e Pugioni, sì, 20:44, è un grande tempo, finalmente si va su tempi molto più che decorosi, 1,3 m di vento presumibilmente a favore, grande tempo e grande miglioramento cronometrico per Gianni Pugioni, sperando che il cronometro di stadio, quello della grafica dovrebbe essere affidabile, mentre quello di stadio ci era stato detto da prendere con le molle, ma il 20:44 è grande tempo. Gara si diceva sull'equilibrato, non il grande protagonista, ma il grande protagonista poteva essere Ninos Markoulides in corsia 2, il cipriota, poteva essere atteso per una medaglia Gianni Pugioni, non certo per quella d'oro che è arrivata, soprattutto perché finalmente Gianni Pugioni sul far dei 31, per non dire 32 anni, no, li ha già compiuti 31, è sceso sotto quei 20,50, tempo che gli veniva dato come pronosticato già dai primi anni 90, fine anni 80. Ecco la sua gara, esce in testa con Giorgos Panayotopoulos, brutto cliente, bruttissimo cliente come tutti i greci della velocità. Guardate la sua progressione, corsa di potenza la sua, lo si vede frontalmente mentre riesce ad inserirsi anche un altro 20,44, il tempo viene confermato, 20,44 per Gianni Pugioni, 20,53 per Giorgos Panayotopoulos. Ripetendo il suo primato, oggi Gianni Pugioni non avrebbe vinto, ha vinto per questo 20,44 che è risultato davvero molto più che degno. Allora la velocità azzurra si muove, si sveglia, c'era già stato il 45,74, qua è un secondo posto per Marco Vaccari, adesso Gianni Pugioni va a migliorare e di molto il suo primato. A te Carlo Gobbo con Gianni che vediamo firmare autografi. Dunque Giovanni Pugioni che è arrivato al personale di 20,44, quarto tempo di sempre in Italia, e dunque merito per lui, questo atleta che con l'età cresce, 31 anni, titolare in Coppa Europa. 43 la terza prova. Inno nazionale per Gianni Pugioni al primato personale dei 200, 20,44. Gianni Pugioni, lunga carriera atletica, ma di questo giorno si ricorderà, ha dovuto arrivare a 31 anni per dare quella spallata ai suoi primati in quei 200 che già negli primi anni 90, già nel 90 gli dicevano bene, doveva essere quella la sua specialità, poi a lungo ha continuato a fare più i 100 che i 200 e adesso è tornato a fare sia 100 che 200.